Quando una rondine fa primavera, è il caso di Deborah Serracchiani che per un pugno di voti conquista il Friuli Venezia Giulia. Con il 39,35% strappa la presidenza all'ex governatore Renzo Tondo che si ferma al 39,02%. Primavera, sì, almeno per il PD, un germoglio da cui può fiorire il futuro del partito, oggi allo sfascio, una vittoria della candidata della scuderia di Matteo Renzi, su cui costruire l'ascesa del sindaco di Firenze, che nel 2015 punta a conquistare anche il governo del Veneto. Ma tutto a suo tempo. Prima bisogna rottamare le vecchie idee, eliminare le ruggini del passato, stuccare le crepe, ristrutturare i vertici, rimodernare la facciata del Partito Democratico. Il Partito Democratico è nato come sintesi di due culture, socialdemocratica e liberal-democratica o comunque cattolico-democratica. Probabilmente è stata una fusione a freddo per certi aspetti. C'è bisogno di una nuova generazione perché questo si realizzi a pieno. Quindi la nuova generazione è rappresentata da Matteo Renzi. Matteo Renzi per noi è il futuro per il partito e per l'Italia. Penso che ormai sia arrivato il punto di ripartire in maniera concreta, in maniera decisa, ci sono nuovi giovani, nuove forze, anche da un punto di vista anagrafico, di ricambio generazionale, non solo nell'area renziana, anche nella complessità del Partito Democratico, ed è da qui, secondo me, da questo confronto che si andrà verso un futuro diverso, un futuro in cui il partito ritornerà ad essere a un contatto diretto con la gente. Profumo di futuro, futuro che per il PD è iniziato già oggi con la direzione nazionale a cui ha partecipato anche un Matteo Renzi in grande spolvero. Il sindaco di Firenze punta a prendere le redini di un partito destinato a cambiare profondamente. Adesso si profila un governo del presidente che duri un anno, che abbia poche chiare priorità, l'emergenza del lavoro, la legge elettorale e una riforma presidenziale dello Stato, un patto del diavolo con il centro e con la destra su cui la metamorfosi renziana del PD è destinata a completarsi. Alcuni esponenti usciranno in direzione di una sinistra più radicale, come SEL, ma parlare di scissione in questo momento è fantapolitica. Poi si riunirà il congresso, in cui tutti i nodi verranno al pettine, ci sarà la resa dei conti finale. Matteo Renzi ormai è pronto. Poche mosse. La prima oggi passa per il Friuli Venezia Giulia con la vittoria di Deborah Serracchiani. Poi toccherà a Roma il governo e nel 2015 il Veneto. Poche mosse per lo scacco matto.